Anni di continue dimenticanze, se non addirittura di vere e proprie fughe, e intanto cartelle e bollette si accumulavano senza venire pagate, finché gli inadempienti hanno deciso di scendere a patti con il fisco e con gli altri enti creditori, aderendo alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità 2014, che ha consentito di saldare in un'unica soluzione, senza interessi, le note e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati entro il 31 ottobre dello scorso anno a Equitalia per la riscossione. La cosiddetta definizione agevolata è scaduta il 31 maggio ed in questi giorni ne sono state tirate le somme e qui è spuntata la sorpresa, qui nel cuore del nord-est. Ha visto un ricorso alla definizione stessa a Treviso, in provincia di Treviso, decisamente superiore a quello delle altre province venete e direi anche a livello nazionale. Il record trevigiano è emerso a margine dell'apertura del nuovo sportello Amico Imprese, un mese di sperimentazione a Padova, una seconda inaugurazione a Treviso e subito un notevole afflusso di partite IVA, interessate in particolare alla rateizzazione dei debiti. Dall'inizio della crisi ad oggi in Veneto sono state concesse 144.000 dilazioni per un importo di 1 miliardo e 700 milioni di euro. Dopo le tensioni del passato, Equitalia cerca di costruire un rapporto diverso con i contribuenti, basato sull'informazione e sulla trasparenza. La nostra attenzione principalmente va per i grandi importi, quindi per gli importi milionari. Naturalmente viene tentato il recupero anche degli importi medio-bassi, ma in questi casi viene evitato il ricorso alle ipoteche sulla casa per le famiglie o al pignoramento di beni strumentali per le aziende. Resta però quel trend sui pentiti del mancato pagamento a far pensare. Lo leggerei con una disponibilità di risorse per effettuare i pagamenti. Quindi i soldi ci sono alla fine. I pagamenti sono arrivati.